cari amici del canale di Marietto Veneziano. Nel video precedente abbiamo visto come poter utilizzare il quadrante radiostesico per la valutazione. Abbiamo visto come concentrarci e poter mettere il testimone nel cerchietto e poi praticamente raffreddare la nostra mente per fare in modo che possiamo avere un risultato certo. Adesso in questo video vedremo una nuova cosa, perché noi possiamo anche in un certo senso possiamo valutare con un quadrante apposito che si chiama quadrante di valutazione Bovis le energie di oggetti, persone, animali, insomma qualsiasi cosa che è nell'ambiente terrestre. E in questo caso vi farò vedere il quadrante radiostesico Bovis. È questo qui, e voi lo potete trovare tranquillamente nel sito del capitano.altervista.org e lo potete scaricare tranquillamente gratuitamente. Come vedete ha delle misurazioni che partono da 0 e in questo caso arriva fino a 24.000 bovis. Generalmente c'è uno standard che sotto i 6.000 bovis praticamente l'oggetto che viene misurato non è un oggetto che si può definire interessante o sano. Insomma, sotto i 6.000 bovis o 6.500 bovis si incomincia a avere delle malattie. Quindi qualsiasi oggetto che è sopra i 6.500 bovis è un oggetto in ordine o positivo. Diciamo che la salute umana viaggia tra i 7.000 e i 10.000 bovis. Se voi misurate una persona che è sopra i 10.000 bovis, si incomincia già a parlare di persone con una certa qualità di anime, insomma anime antiche. Quindi facciamo un esempio come misurare la frequenza bovis, ad esempio, di una persona. O meglio, iniziamo con un oggetto. Allora noi prendiamo il nostro pendolino, che in questo caso è di ottone, ma potrebbe essere di qualsiasi materiale, anche di pietra, di quarzo, di rame, di legno, ce ne sono di tutte le forme, l'importante è che vi trovate bene. Poi vedete che c'è il pallino sopra, in questo caso qua, e questo pallino qui dovrebbe essere il simbolo dove viene appoggiato il testimone. Chiaramente se voi volete valutare una casa, un appartamento o un oggetto, potete metterci sopra il nome, una fotografia, insomma qualcosa che riprende la scia energetica dell'oggetto che volete misurare. Oppure, se siete bravi, potete pensare alla macchina, ad esempio. Voi volete comprare un'auto e volete valutare se è una buona macchina per voi. Quindi cosa fate? Se non avete la foto o nient'altro che potete mettere nel cerchietto nero, allora voi potete tranquillamente pensare fortemente alla macchina. Chiaro, questo viene poi col tempo, cioè voi dovete pensare che in futuro potete farlo tranquillamente. All'inizio si usa sempre un testimone per essere sicuro al 100%. Quindi ipotizziamo che noi siamo già a un buon livello e vogliamo misurare, faccio un esempio, la macchina che ho io. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il pendolino, ci posizioniamo sopra al pallino nero e pensiamo fortemente alla macchina che il Marietto Veneziano quanti bovis ha. E vedete che in questo momento qui la macchina che io guido attualmente dovrebbe avere sui 17.000 bovis. E quindi ci fermiamo. Questo chiaramente è un esempio. Potremmo chiedere anche, ad esempio, la persona che noi amiamo o quanti bovis ha, oppure la persona che ci piace quanti bovis ha. C'è però un problema in questo caso qua, perché alcune persone, essendo basse di bovis,
è meglio in ogni caso, anche se non sono malati, stargli lontano. Potrebbe esserci casi in cui voi siete 8, 9, 10.000 bovis e vi piacerebbe una persona, ma quando la testate, ad esempio, è sotto i 6.500 bovis. In questo caso ci può essere due cose: o il soggetto è estremamente malato, oppure l'anima di quel soggetto è un attimino fuori dalla linea della correttezza, e quindi in questo caso bisogna sempre stare attenti. Perché? Perché se c'è una discrepanza di più di 2000 bovis fra una persona e l'altra, anche caratterialmente è facile che ci siano dei problemi di compatibilità. Quindi anche in questo caso bisogna sempre stare attenti. E il circuito radiostesico per la ricerca frequenza bovis è un ottimo aiuto per vedere queste situazioni. Cari amici, come vi ho già detto, questo circuito lo potete tranquillamente scaricare gratuitamente dal sito del capitano.altervista.org, è nel PDF del Marietto Veneziano, scaricabile gratuitamente, e lo trovate sicuramente nella seconda posizione, quindi al secondo PDF. È gratuito, e quindi adesso vediamo. Quindi vediamo anche una situazione in cui generalmente quando uno si misura se stesso è sempre ottimista, e quindi bisogna sempre togliere 1500 o 1000 bovis dalle proprie misurazioni personali o familiari. In genere ci si fa sempre misurare da persone che non sono del cerchio familiare. Quindi rifacciamo un esempio per la ricerca delle frequenze bovis e ad esempio misuriamo il gruppo. E diciamo che il nostro gruppo di Facebook, tutto sommato, sta girando molto bene e sui 17.000-18.000 bovis. Cari amici, se non siete ancora iscritti al canale del Marietto Veneziano, sarebbe bello se vi potreste iscrivere, e anche al gruppo di Facebook dove Hildegarda e io siamo moderatori. Grazie e al prossimo video. Ciao!